Benvenuti napoletani! Se amate il Napoli con tutto il cuore premete il tasto mi piace ed iscrivetevi al canale così potrete essere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Il futuro di Sergio Motta resta un enigma. L'allenatore del Bologna è ambito dalle grandi squadre ma il suo annuncio cambia tutto. Il Napoli ha seguito il suo lavoro per tutta la scorsa stagione e De Laurentiis ha provato a portarlo in azzurri dopo la partenza di Spalletti. Poi però non è stato trovato l'accordo giusto per firmare il contratto e tutto è rimasto invariato. Ora Sergio Motta sta vivendo una stagione spettacolare al Bologna e il suo nome è nuovamente nel mirino delle grandi della Serie A. Per la prossima stagione il Napoli dovrà sicuramente subire un ritocco in molte zone del campo e probabilmente anche in panchina, con Mazzarri che potrebbe partire dopo mesi da Barcaiolo e nuovo allenatore per iniziare un ciclo di vittorie. Il Napoli è ancora su Sergio Motta, il suo annuncio sul futuro. Il nome di Sergio Motta è uno dei tanti nella lista del presidente De Laurentiis per la prossima stagione. Se, pare, Walter Mazzarri non restasse, la panchina del Napoli diventerà una delle più ambite della Serie A da tanti allenatori emergenti e da chi vuole tornare in gioco ad alto livello e con sfide enormi. Sergio Motta resta uno dei principali candidati alla carica di allenatore del Napoli, ma non è l'unico a restare nella lista dei candidati per l'allenatore azzurro, che intanto si guarda intorno e monitora la situazione. Sergio Motta è ormai paragonato a tutte le big della Serie A. A questo punto della stagione sembra che Juventus, Napoli, Milan e Roma dovranno cambiare allenatore a fine stagione e l'allenatore italo-brasiliano del Bologna è legato a tutte queste squadre. Il suo modo di giocare a calcio ha affascinato tutti gli allenatori che ora intendono provare a ingaggiarlo. Ditemi napoletani, accettereste Sergio Motta al Napoli? Oppure no? Lasciate il vostro commento al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli!